Beh, la mia passione era sempre la ricerca di civiltà diverse, soprattutto etnie di civiltà primitive, insomma, ecco, quindi dall'Africa all'Asia ho sempre ricercato popolazioni particolari. Asia ho girato diversi paesi, 7 volte in India, e ho fatto Vietnam, Cambogia, Laos, quindi un po' tutto il sud-est asiatico, Indonesia. E diciamo che avevo sempre viaggiato quasi sempre come diceva lei, quasi sempre per diletto, insomma, fotografo per diletto. Ho collaborato con qualche agenzia, con un'agenzia fotografica e qualche rivista, ma niente di che, insomma, assolutamente a livello amatoriale. Cercavo soprattutto posti poco contaminati dal turismo, pur essendo io stesso turista che contaminavo, insomma, ecco, un po' una contraddizione, però cercavo di essere tra i primi per portare a casa un documento interessante, oltre che un ricordo di viaggio, insomma. Sì, beh, ho cominciato col bianco-nero come tanti della mia generazione, ovviamente negli anni 70, ma poi per far vedere agli altri le mie esperienze di viaggio, il bianco-nero era un po' difficile, insomma, no? Quindi sono passato subito alla diapositiva e ho continuato finché è arrivato il digitale. Era molto più semplice e anche più economico, insomma, far vedere con una proiezione raccontandola. Col bianco e nero la cosa sarebbe stata un po' difficile, insomma. Beh, oddio, per fare una mostra, che questa è la prima mostra mia importante, perché prima, ripeto, ho sempre fatto delle proiezioni pubbliche, soprattutto il canale YouTube, quindi sì, non avevo bisogno di gran mostre, insomma, per farmi pubblicità. Adesso però ho deciso di fare una mostra importante per dare un segno di concretezza al mio lavoro, insomma, non lo so, forse un po' per prestigio, insomma, ecco, un innocente prestigio. Dovevo trovare un filo conduttore. Filo conduttore, ho pensato all'8 marzo, adesso si parla molto delle donne, dell'emancipazione, eccetera, quindi mi è venuto un'idea così di fare una mostra sulla donna nelle varie parti del mondo. E quindi ho trovato sì, questo filo conduttore che mi sembrava abbastanza interessante. E il ritratto femminile, sì, lo ritengo decisamente, molto più facile per me fotografare le donne che un uomo. Sì, ma anche praticamente voglio dire, perché le donne si fanno fotografare più facilmente degli uomini. E poi un sorriso femminile è un'altra cosa, insomma, francamente, è un'opinione personale, ma si crea sempre quell'intesa, cioè è importante fotografare il soggetto, sia uomo che donna, ma deve esserci sempre un'intesa, altrimenti la foto è priva di significato. La foto rubata difficilmente è significativa, se non in situazioni particolari. Beh, Asolo diciamo che è di moda in senso relativo. È un posto che ha sempre avuto del fascino da sempre, cioè con tutte le donne importanti di Asolo, da Freya Stark, Leonora Duse, eccetera, è sempre stata meta di personaggi importanti stranieri, oltre che italiani ovviamente. E Asolo è una chicca eccezionale, è un sito di cultura, ci sono gallerie, negozi particolari, è internazionale come ha detto lei, insomma, ecco, certo Asolo ha un certo prestigio, fare un'esposizione ad Asolo è sempre una cosa importante.